Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo episodio di Pillole di economia. Sigla. L'argomento di oggi finalmente è la crisi del 29, me l'avete chiesto in tanti. Come al solito una doverosa premessa. La storia del capitalismo è disseminata di tante crisi economiche. Tutte queste crisi hanno una caratteristica peculiare che le differenzia dalle crisi economiche preindustriali. Infatti tutte le crisi dell'economia preindustriale sono legate alla scarsità. Ad esempio c'era un cataclisma o un evento naturale importante, una carestia, un'epidemia, tra l'altro molto attuale come tema. Nell'età industriale invece le crisi sono dovute alla sovrapproduzione. C'è l'industria che produce di più di quanto il mercato riesca ad assorbire. Infatti il nostro sistema tende a produrre molto di più di quanto in realtà sia necessario. Abbiamo molti più beni rispetto a quelli che si riescono effettivamente a vendere sul mercato. Ed è esattamente così che prende il via una crisi di questo tipo, dalla quale di solito si esce rimodernando i sistemi produttivi e adeguandoli alla situazione. La Grande Depressione si fa risalire a un periodo che va dal 1929 al 1933, anche se questa dura anche per tutti gli anni 30. La chiamiamo Grande Depressione perché è la più grave crisi attraversata dal capitalismo in tempo di pace. Ad essa si può associare solamente la grave crisi che abbiamo avuto nel 2008 che prende il nome di Grande Recessione. Attenzione quindi perché ci si può confondere, Grande Depressione è la crisi del 29, Grande Recessione è la crisi del 2008. Oggi parleremo solo del primo. Come è nata la Grande Depressione? Possiamo tranquillamente capirlo dall'andamento degli indici azionari della borsa di New York. All'interno di questa crisi possiamo distinguere due fasi. La prima iniziò il 1 febbraio del 1927 e vede la sua fine il 1 febbraio del 1929. In questo periodo la crescita degli indici azionari della borsa di New York era veramente vertiginosa, una crescita esponenziale che non sembrava avere fine. E questo è accaduto perché c'era una grande fiducia riguardo il mercato da parte degli statunitensi. Il problema è che si creò un clima di euforia attorno agli investimenti in borsa. Un numero crescente di famiglie e in generale risparmiatori iniziò ad investire senza avere una formazione a riguardo. Questi investimenti si estesero alle persone comuni. Questo non è eccessivamente positivo come scenario perché non sanno quello che stanno facendo. Nella pratica erano convinti che le azioni crescessero di valore nel tempo per sempre in maniera illimitata. Questo è un grave problema perché non funziona così il mercato. Essendo erroneamente convinti di questo fatto, si indebitarono anche, chiedevano alla banca dei soldi per investire in borsa. Sbagliatissimo. Ed è qui che arriva la fase 2, dove accade l'inevitabile. Le quotazioni dei titoli azionari non possono crescere all'infinito, ovviamente, quindi in modo fisiologico prima o poi sarebbe successo patatrac. Ed è quello che avviene nell'ottobre del 29, fine ottobre del 29. Ci furono due cadute impressionanti. La prima, il 24 ottobre del 1929, viene ricordata come il giovedì nero. Di lì a poco ci fu anche la seconda caduta, quindi il 29 ottobre del 1929 viene ricordato come il martedì nero. Il valore dell'indice della borsa di New York scese da 380 a poco più di 200, spaventoso. Questo evento fu senza precedenti. Un colonnello dell'Ohio quel giorno disse: mai nella storia dell'umanità così tante persone persero così tanti soldi in così poco tempo. È chiaro che questo genere di eventi scatena il panico nelle persone che non sono addetti ai lavori, quindi dato che persone comuni avevano investito in azioni senza sapere quello che stavano facendo, sono state prese dal panico e ci fu la corsa alla vendita di queste azioni. Infatti molti operai, molte famiglie, piccoli risparmiatori in generale, volevano vendere il prima possibile queste azioni per recuperare almeno l'investimento fatto all'inizio. Nacque la paura tra la popolazione che il valore delle azioni calasse a un tasso zero proprio. Questa corsa alla liquidazione di questi investimenti causò due problemi. Il primo è la riduzione della ricchezza finanziaria delle famiglie. Queste famiglie avevano investito e poi avevano venduto le azioni che avevano comprato a meno del prezzo al quale le avevano comprate, quindi si era ridotta la loro ricchezza.
Il secondo problema, come abbiamo visto prima, è che molte persone avevano chiesto dei prestiti alle banche per comprare le azioni. Queste persone non furono in grado di saldare i propri debiti e quindi non restituirono i soldi alle banche. Quindi i crediti maturati dalle banche nei confronti di queste persone diventarono inesigibili, quindi irrecuperabili. Accadde che le banche stesse, non potendo più esigere questi crediti, pensarono che nella popolazione si fosse diffusa la credenza che queste banche stessero per fallire, perché tecnicamente non potevano più recuperare i soldi dei propri crediti. Perciò che cosa successe? Le banche pensarono che le persone sarebbero andate di lì a poco in massa agli sportelli a ritirare i soldi. Per rassicurare quindi i depositanti e recuperare un po' di liquidità, anche le banche stesse iniziarono a disinvestire. Ora, le banche, ieri come oggi, investono prestando soldi alle aziende. Nel momento in cui disinvestono, cercano di recuperare i soldi concessi a queste aziende. Non solo però, le banche a quel punto hanno ridotto i loro investimenti anche nel settore dei crediti al consumo, quindi mutui e prestiti personali. Abbiamo fatto dei video su mutui e prestiti personali, se non sapete che cosa sono entrambi nella scheda qui in alto a destra. E a questo punto infatti dico che le banche smettono di prestare soldi alle imprese. E questo fu un clamoroso errore perché le banche così trasferirono la crisi del settore finanziario nell'economia reale. Quindi c'è la caduta del valore di questi titoli azionari. La diretta conseguenza è che le banche smettono di prestare soldi alle aziende. La diretta conseguenza è che le aziende smettono di produrre o comunque producono molto di meno. La diretta conseguenza è che si crea molta disoccupazione. È un effetto domino. Al tempo stesso vi ricordate che vi ho detto che il primo problema è che la ricchezza finanziaria delle famiglie si era abbassata. Vediamo perché è importante. Il calo della ricchezza delle famiglie significa che possono permettersi meno beni, quindi c'è un calo dei consumi dei beni. Se notate un cambiamento dell'inquadratura è perché ovviamente si era scaricata proprio adesso la batteria della videocamera. Dicevo, la riduzione della ricchezza delle famiglie porta a una diminuzione della richiesta di beni di consumo durevole, come ad esempio le case. Questa cosa porta a una limitazione della produzione da parte delle aziende. Le aziende si trovano in questa situazione. La banca non mi presta più soldi. I cittadini non comprano più beni. Cosa facciamo? Alcune aziende chiudono direttamente, altre chiudono i propri stabilimenti solo per un certo periodo di tempo. Come vi ho detto a inizio video, questa è una crisi di sovrapproduzione, quindi nel periodo precedente avevano prodotto troppo. Questo significa che i magazzini erano pieni. I magazzini però erano pieni di cose che le persone non si potevano permettere più di comprare, quindi tenere chiuso uno stabilimento per un certo quantitativo di tempo non era un danno perché avevano già le cose pronte da vendere e dovevano solo aspettare di smaltirle. Questo porta però con sé un altro problema, perché se tieni chiuso uno stabilimento per un certo periodo di tempo oppure lo chiudi direttamente, togli lavoro alle persone, quindi il salario delle persone non c'è più. Quel salario serviva per comprare esattamente quei beni. Se stai tenendo a casa delle persone e non li stai facendo guadagnare, non avranno i soldi per comprare i beni che tu stai aspettando di vendere. Quindi capite bene che si crea una specie di circolo vizioso. Alcune aziende chiudono e altre chiudono solo temporaneamente per aspettare che i loro magazzini si svuotino un pochino. Solamente che questi lavoratori che rimangono a casa non hanno più uno stipendio. Non avendo uno stipendio cala la domanda di beni che loro, le persone che hanno tenuto aperto, vorrebbero che aumentasse, perché se abbiamo dei beni da vendere ma nessuno riesce a comprarceli e cala sempre di più la domanda, è un problema. Quindi queste aziende che hanno deciso di rimanere chiuse per un periodo di tempo e poi riaprire, non si vedono i magazzini svuotati perché le persone a casa non hanno soldi per comprargli i beni. E quindi, sempre in un circolo vizioso, anche queste aziende qui chiudono e lasciano a casa altri lavoratori e quindi diminuisce ancora la richiesta di beni. È un circolo vizioso tremendo. E attenzione che la crisi del 2008 più o meno muove gli stessi passi. Abbiamo fatto di nuovo lo stesso errore. Non ne parleremo in un video nel prossimo futuro per il semplice motivo che la crisi del 2008 probabilmente non è ancora terminata e quindi non avremmo un video completo sulla crisi del 2008. Solo quando ne saremmo usciti probabilmente realizzerò un video. Tuttavia, se siete interessati, potrei realizzare un video su come siamo usciti dalla crisi del 29, che potrebbe non essere lo stesso modo nel quale usciamo dalla crisi del 2008, però potrebbe essere interessante. Fatemi sapere se siete interessati.
Detto questo, il video è finito. Se vi è piaciuto io vi invito a lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno degli altri riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.